Oristano ha una grande tradizione, quella di ogni anno di organizzare la Sartiglia. Sartiglia per Oristano è un qualche cosa che è diventata una sorta di emblema di quella che è la città, fa parte della storia della città, però non è stato sempre così. Anzi, devo dire che negli anni 50, negli anni 60, i primi anni 60, la Sartiglia aveva soltanto un ruolo marginale nella storia di Oristano, perché era organizzata dai contadini e dai falegnami ed era circoscritta diciamo, a poca gente. Poi piano piano è diventata invece sempre più importante e adesso tutta la città si fa vanto di organizzare, di partecipare, di essere protagonista della Sartiglia. Sartiglia è una corsa a cavallo di origine medievale, non sto a raccontare quello che è la Sartiglia perché oramai è conosciuta da tutti. Quello che invece è importante credo che sia quello che si vive quando uno partecipa alla Sartiglia, quando corre, quando riveste il ruolo più importante della Sartiglia, che è quello del capocorsa su Campoidori. Sono emozioni secondo me indescrivibili, insomma, bisogna provarle per poterle capire, però rimane in tutti questa grande sensazione di bellezza, di efficienza, il cavallo che corre verso un qualche cosa, verso una meta che è agognata da tutti, che è prendere la stella. Ho ricoperto il ruolo di capocorsa 2 volte, una volta nel 1964, ero ragazzino, avevo 17 anni, e per il gremio dei falegnami, e una volta invece nel 1977 per il gremio dei contadini, quindi la domenica. Sono state 2 esperienze completamente diverse, prima di tutto perché la prima, ripeto, avevo 17 anni, quindi forse non avevo neanche capito che cosa poteva essere, che cosa poteva significare allora fare il capocorsa. Però, insomma, credo di averlo fatto in maniera normale, senza né infame né senza lode. Avevo anche preso la stella, però allora era nella fase in cui la Sartiglia stava crescendo e che quindi non si dava l'importanza che si dà oggi alla Sartiglia. Poi invece nel 1977 sono stato invitato a fare il capocorsa per il gremio dei contadini e lì, avendo già più di 30 anni, avevo diciamo, già una sorta di coscienza del ruolo, dell'importanza, di quello che doveva essere e che doveva significare per la città di Oristano la figura di Suo Campoidori, quindi credo di averlo fatto in maniera più cosciente. Rimangono tante emozioni, tanti ricordi. La serata passa in un lampo, le 6-7 ore che stai a cavallo passano in un lampo. Però rimane questa grande sensazione di emozione, di essere partecipe, di essere un'altra persona, di coprire un ruolo che è importante per tutti, anche per chi magari nella vita normale non ti considera tanto, però quel giorno sei Suo Campoidori e quindi sei rispettato da tutti. Questo è quello che resta dentro. Chi è diciamo, dentro la Sartiglia sicuramente ha una grande voglia di farla conoscere anche all'esterno. Oggi con i mezzi di comunicazione si è visto che possiamo arrivare in tutto il mondo. Io personalmente ho fatto diverse volte il commento alla Sartiglia per alcune TV locali, ma è da 2 anni invece la Fondazione della Sartiglia lo fa anche attraverso una televisione web, via web, e questo comporta il fatto che si raggiungono immediatamente, in tempo reale, si raggiungono delle persone che sono dall'altra parte del mondo. E abbiamo avuto proprio in diretta delle comunicazioni con queste persone che ci hanno ringraziato per aver ricordato agli oristanesi, che sono i sardi in genere, che sono fuori dall'Italia, ma che sono o in Italia o anche addirittura fuori dall'Italia nel mondo, questa manifestazione e rendergli quindi ricordargli anche le radici della loro terra. Il futuro della Sartiglia dipende dagli oristanesi, dipende dal fatto se vogliono ancora che la Sartiglia sia una manifestazione
di tipo culturale oppure che sia soltanto una manifestazione carnevalesca. Dipende dagli oristanesi. Io credo che sia molto importante che ci sia il passaparola tra chi ha vissuto la Sertiglia fino a oggi e chi la vivrà domani, perché determinati valori devono rimanere, quelli di cui parlavo prima, la parte propiziatoria, la parte esoterica della Sertiglia, che è una parte importante perché viva la Sertiglia.